vedendo proprio, toccando direttamente in loco cosa significa aiutare la questione in questo momento l'ufficio immigrazione con dei lavoratori socialmente utili, su quale noi ci siamo fatti carico economico, credo che sia un duplice servizio al territorio. Un servizio prima di tutto che amministratori, amministrativi rimangono qui negli sportelli per l'immigrazione, significa che più professionalità, più agenti di sicurezza sono nelle strade per il controllo dell'ordine pubblico nelle strade. Dall'altra parte anche un'assistenza a quelle figure professionalmente molto elevate, persone che conoscono 2 o 3 lingue, che erano a casa in cassa integrazione o in mobilità, al quale noi diamo un ulteriore contributo economico, oltre alla questione sociale, il stipendio sociale, che gli permette di rendersi vivi, di rendersi e sentirsi utili alla collettività. Ha un valore aggiunto notevole, basta vedere che oggi in questo momento ci sono 130 persone qui che attendono di essere ricevute allo sportello e queste 5 unità veramente sono una grandissima risorsa umana, non solo veramente come braccia lavorative ma anche di intelligenza.